Benvenuti in un nuovo video, bentornati sul canale, benvenuti al parcheggio 2 Pozze sul Monte Baldo. Oggi compagnia di Claudio, mio fraterno amico da sempre. Andiamo a scoprire questo sentiero che ci porterà al rifugio Chierego. Dai avanti. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale e di condividere il video. Ve lo dico da subito perché ho visto che in tanti guardano ma non si iscrivono, quindi cliccate la campanellina, cliccate l'iscrizione, è gratuita, fate tutte queste cose. Grazie, partiamo! Bene signori, a questo punto si potrebbe andare in 45 minuti al Fiori del Baldo e in 50 al rifugio Chierego, dritti di qua. Sulla sinistra cominciamo a vederci il lago di Garda, ma noi scegliamo di andare a destra verso le creste di Naole. Quindi a questo punto, vediamo se riesco con la fotocamera a farvelo vedere, se volete andare subito in rifugio si va di qua, altrimenti si sale sulla destra e si fanno le creste, e mi sa che è quello che io e Claudio faremo in questo momento. Dai, cerchiamo di mettere un po' di pepe a questo percorso. Ciao! Posto da marmotte, abbiamo appena visto un inseguimento tra il cagnolino e la marmotta. Rifugio Forte Naole. Questo è il Forte di Naole. Soldato Claudio. Comandi? Adesso prenderemo la strada verso le creste, stando bene attenti di non pestare le merde. Sì. E a questo punto ci ricongiungiamo alle creste. Wow, di qui ammiriamo il lago di Garda, mentre giù di qua, sotto la Malga Valfredda, in fondo là tutta la Lessinia. Peccato che il cielo sia coperto, però di qua uno spettacolo coinvolgente ed avvolgente, e noi proseguiamo fino su verso la neve.
eccoci intanto quasi arrivati al rifugio Fiori del Baldo. Cima Costa Bella è lassù e tra Fiori del Baldo e Cima Costa Bella ci dovrebbe essere il rifugio Chierego, quello a cui noi stiamo ambendo oggi, facendo questo percorso che a 360 gradi offre veramente di tutto. Peccato per la giornata, però consideratela questa visuale senza nuvole, è qualcosa di magnifico. Rifugio Fiori del Baldo. Claudio fa la sosta paninetto prima di arrivare alla sosta grossa lassù. Eccoci giunti al rifugio Chierego. Il tempo è questo, molto nuvoloso. Laggiù c'è il lago di Garda, dietro il rifugio c'è la Lessinia. Troppo facile venire sul Baldo quando c'è bel tempo, quando si vede l'orizzonte a 360 gradi. Veniteci su col brutto tempo, che lì sì che potete dire che è divertente. Ma io vi ricordo anche di condividere il video, perché ai 1000 iscritti al canale vi annuncio un'impresa e 10.000 la farò. Dai, datemi una mano a crescere, cresciamo insieme che si faranno cose belle. Nel frattempo arriva anche Claudio e adesso ci concediamo del cibo e della buona birra. Esatto, dai. Ci vuole adesso. Ci vuole. Analizzando il percorso fino a qui, ci siamo ritrovati un antipastino leggero, tenue e un po' di birrette. E adesso spazzoliamo tutto. Salutiamo il rifugio Chierego, dove abbiamo mangiato molto bene. Claudio, cosa dici? Hai gradito? Buonissimo, mangiato da Dio veramente. Mangiato veramente bene, diamo voto 7,5. 8. 7,5, 8 dice Claudio. Molto contenti. Io invece dico 8, 8,5. Mi sbilancio. Dai, mangiato molto bene. Siamo immersi nella neve. Il maltempo è sempre qui, che ci alleggia intorno, però lo spirito è alto, si prosegue. Lì c'è un aliante, non so se lo vedete. Wow, che bello. E qui siamo tornati all'incrocio di prima che vi avevo mostrato. Siamo scesi da là, però adesso facciamo un giro ben diverso. Fra un po' intersecheremo un sentiero sulla destra che ci porterà verso giù e prenderemo quello. Adesso prendiamo questo sentiero qua,
e poi in teoria dovremmo trovare un'intersezione che ci porta giù a sinistra verso il parcheggio per concludere un giretto ad anello simpatico. Adesso vediamo, ci immergiamo in questo bosco, in questa faggeta, e vediamo che succede. Mi colpisce molto quell'edificio lì, non so se si vede, però adesso mi sa che proverò ad avvicinarmi. Eccoci tornati al parcheggio, praticamente da qui si vede tutta la strada che abbiamo fatto. Siamo saliti di qua, siamo andati oltre quelle creste là per andare arrivare al forte, dal forte siamo risaliti verso le creste, siamo arrivati fino a lassù e poi siamo scesi per i prati di qua fino a riscendere lungo la strada. Un giro veramente interessante, molto bello. Da questo luogo nel Monte Baldo, parcheggio Due Pozze, consigliatissimo. E che dire, iscrivetevi al canale, mettete i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video. Quanti chilometri sono usciti, Claudio? 14. Usciti 14 km, direi che da fare assolutamente. Io vi saluto, Claudio vi saluta, ci vediamo alla prossima.